Salvatore Pezzino oggi presenta questo nuovo libro, Connessioni, un libro che parla di economia nel nostro territorio, ma in particolare ci spieghi meglio? Allora, questo è un tentativo per innescare nel territorio un dibattito con i maggiori protagonisti per vedere come organizzare la speranza di questa comunità. Prendo spunto dal fatto che un altro anno Agrigento sarà capitale della cultura e per vedere di mettere in moto dei meccanismi anche dal punto di vista del confronto per addivenire a una strategia che possa fare diventare questa terra una terra delle opportunità, perché a certe condizioni le possibilità ci sono tutte. Connessioni, ho utilizzato questo titolo per il saggio perché ormai è metafora della velocità, della complessità del nostro tempo, però Connessioni è anche un'opportunità per stringere legami che travalicano confini geografici e culturali. Spero attraverso questa opera di sollecitare, come dicevo, questo dibattito, in modo tale che veramente possiamo remare tutti nella stessa direzione, fare sì che un altro anno questa grande opportunità che si offre alla città possa rappresentare una svolta per la crescita dell'economia, della cultura e di tutta la socialità del nostro territorio, e in questa direzione si muove il mio impegno. Io cerco di portare un piccolo contributo a questo disegno. Oggi l'evento viene in collaborazione con alcuni testimonial che presenteranno il libro. Diciamo come mai hai scelto queste persone per questa presentazione? Ho scelto queste persone perché ognuno di loro rappresenta nello specifico un'esperienza e delle competenze che possono contribuire a fare una riflessione comune attorno ai temi che io ho indicato. Quindi ci sarà una maggiore attenzione per esempio alla cultura per la legalità, individuando nella legalità una precondizione dello sviluppo. Ci sarà attenzione alla cultura tout court per quello che può esprimere e rappresentare nel territorio. Quindi ognuno per la propria parte naturalmente darà un contributo notevole per alimentare un dibattito che speriamo possa coinvolgere delle realtà più ampie. Sì, vengo volentieri intanto per rendere testimonianza ad un amico che ha compiuto uno sforzo e ha dato un risultato notevole su un tema di particolare attualità che è quello delle connessioni. Lo ha fatto naturalmente con l'occhio rivolto alla realtà agrigentina e per me l'aspetto di maggiore rilievo come presidente della Fondazione Orestia, quindi delle fabbriche ad Agrigento, è la parte che riguarda la cultura. La cultura è stata nei millenni elemento di connessione tra popoli e cittadini di tutto il mondo. Lo può essere anche ad Agrigento, connettere ciò che esiste in luogo con quello che viene da fuori, lo può essere se si riesce a mettere a terra, come si dice, l'evento di capitale della cultura, su cui io per la verità non ho notizie, come credo non abbia notizie nessun cittadino agrigentino o siciliano, e poiché faccio attività culturale da più di 40 anni, mi sarei atteso, ma non ne faccio una questione, di essere, come dire, di avere chiesto un parere, un'opinione, avrei potuto perfino contribuire a rendere meno disagevole il percorso. Non c'è stato, mi auguro che siano talmente bravi da fare in 3 mesi quello che in 1 anno e mezzo è stato difficile. Presidente, anche lei a questa iniziativa modererà il dibattito oggi qui sulla presentazione del libro Connessioni del giornalista Pezzino? Sì, il libro sostanzialmente è un invito a tutte le forze politiche, sociali, sindacali, industriali affinché, sfruttando l'occasione di Agrigento Capitale della Cultura 2025, uniscano le forze per ottenere un risultato comune. Il risultato comune sarebbe lo sviluppo finalmente di questa provincia, di questa città, sia nel campo economico, sia nel campo sociale, sia nel campo della cultura, della legalità. È stato un onore per me venire a presentare questo libro perché credo che sia un contributo
molto positivo per il futuro dello sviluppo di questa città, perché Salvatore Pezzino ha avuto una vasta esperienza anche amministrativa e persino politica e adesso è sempre impegnato nel settore della comunicazione e del sociale, e le idee che lui illustra mi sembrano innovative e positive, possono costituire uno stimolo per il futuro della nostra città. Sì, oggi penso che l'idea del dottore Pezzino sia l'idea vincente, quello di mettere insieme, e non a caso il titolo Connessione, mettere insieme le competenze, le conoscenze, le capacità, tutto quello che questa provincia può dare in termini di valore umano, in termini di capacità, per poter mirare ad uno solo obiettivo, quello dello sviluppo del territorio. Io penso che oggi non ci sia sede migliore che quella della Camera di Commercio, non ci sia autore migliore che quello di Salvatore Pezzino, che conosce benissimo quelle che sono le peculiarità di questa terra, così come le criticità. Quindi oggi ci godremo questo momento per cogliere e assaporare tutti gli spunti da mettere poi in pratica. La Camera di Commercio, sempre attenta alle problematiche del territorio, mette a disposizione oggi i suoi locali per la presentazione di questo libro di Totò Pezzino, Connessioni. Praticamente è con immenso piacere che oggi andiamo alla presentazione di questo saggio, che è il rapporto, che analizza il rapporto tra economia e cultura. Totò Pezzino lo fa sempre con la sua diciamo, perché ogni cosa che fa Totò ci mette il cuore, quindi lo fa attentamente, fa un'analisi attenta, minuziosa, è un libro da leggere, e con piacere che passiamo alla presentazione di questo libro, perché la Camera è sempre disponibile per qualsiasi cosa possa migliorare il territorio della provincia di Agrigento.